Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Bene, oggi vediamo, visto che mi sono state richieste ancora sibille interattive per vedere gli affari di cuore con i 3 mazzetti, oggi in febbraio 2020. Bene cari amici, vediamo un po' cosa risponde il 24 febbraio la risposta alle nostre sibille interattive nel 2020. Facciamo 3 bei mazzetti, ma prima iscriviamo le nostre sibille interattive, però prima vi chiedo di iscrivervi al canale di Ludegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel canale di Telegram, dove lunedì sera alle 8:20 alle 20:30 scusate, abbiamo gli incontri di studio di esoterismo. Bene, una bella mischettina alle nostre sibille chiacchierine e vediamo cosa ci dicono in questi 3 bei mazzetti. Facciamo 3 mazzetti. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Bene, concentratevi, pensate agli affari di cuore, o di lui o di lei, magari fermate anche il video, concentratevi a livello vibrazionale su mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Il cuore, questa è una sibilla interattiva sul cuore, su questa persona che amate, o lei o lui. Bene, 1, 2, 3. Bene cari amici, iniziamo con l'1, vediamo il cuore come va. Omaggi preziosi, stanza, disgrazia, speranza e messaggero. Guardiamoli bene a favore di camera, mettiamoli che si vedano bene. Perfetto, ripeto, omaggi preziosi, stanza, disgrazia, speranza, messaggero. In queste carte si vede molto positività, vedo omaggi preziosi e quindi vedo benessere, stanza, sicurezza, c'è qualcosina che potrebbe essere un po' disastrata, però vedo speranza e messaggero. Quindi diciamo che per il 24 febbraio 2020 l'affare di cuore con o lui o lei, a parte una piccola increspatura nel mezzo del cammin facendo, vedo che c'è un bel 80% positivo, vedo un bel messaggio, voi avete speranza, perché chiaramente con stanza e omaggi preziosi la cosa è molto interessante. Questa speranza nasce perché molto probabilmente ci sarà un piccolo sgambetto, una piccola scivolata, ma niente di negativo, riceverete dei messaggi positivi, anche perché di partenza abbiamo stanza, che è una cosa molto positiva. Magari riceverete una informazione che vi vuole destabilizzare, ma io non ci darei troppo peso, perché avete speranza, stanza e omaggi preziosi. È questo messaggio che vi arriverà molto probabilmente, se non è positivo non dategli peso, la stesa è dalla vostra parte. Bene cari amici, il primo mazzetto direi che, a parte questa piccola scivolata che ci potrebbe essere, è positivo. Vediamo la seconda stesa, gelosia, donna in servizio, vecchia signora, malinconia e denaro. Questi affari di cuore, mettiamo bene le carte delle sibille interattive a favore di camera e vediamo però che qui c'è qualcosa, c'è della gelosia, donna in servizio, che in questo caso vicino a gelosia è un po' così, potrebbe fare qualche gioco birichino, però vediamo che c'è tanta stabilità, vecchia signora, in questo rapporto c'è una sicurezza. Voi siete un pochettino malinconiche, pensate di aver perso qualcosa, anche perché è dato dalla vostra gelosia, e in finale vedo un matrimonio vantaggioso col denaro. Quindi, tirando le somme, il vostro lui è un tipo che gli piacciono le cose stabili, no? Non dovete aver paura, perché vedete finale la vostra gelosia è un po' superflua, perché vediamo con questo denaro
però parlando chiaramente di una persona di cuore, è un matrimonio vantaggioso. Quindi magari avete puntato troppo magari sul denaro di lui e avete capito di aver sbagliato bersaglio, anche questa potrebbe essere una possibilità, però leggendolo così lui sembra un tipo molto saggio e che cerca di darvi tutto quello che può. Voi però non dovete essere né geloso e né cercare di sentire pettegolezzi in giro, non dovete, vedete, felicità perduta come l'iconia, non dovete dare troppo alido alle voci di corridoio o di cortile, perché per voi sarà un'unione con lui di cuore molto vantaggiosa. Bene, anche perché è stabile, attenzione perché è un tipo stabile. Bene, secondo mazzetto è fatto e adesso vediamo il terzo delle nostre sibille chiacchierine, cosa ci vogliono dire questi affari di cuore. Vedovo, domestico, falsità, fortuna e nemica. Signori, questo terzo mazzetto mi fa un po' paura perché vedo tante cose che non mi piacciono. Voi siete una persona fortunata, però purtroppo il vedovo, il domestico insieme con falsità è un cataclisma, quindi attenzione a lui. Poi avete anche una nemica, quindi lasciate stare questo personaggio perché è un po' un birichino. Voi siete una persona fortunata, però diciamo che lui ha degli impianti, si sente solo, un po' falsetto. Poi sapete, i domestici fra falsità e vedovo è un po' untoso. Poi avete nemica, cari miei, la vostra fortuna è di aver visto queste sibille, quindi state lontani da quel soggetto lì, lasciatelo stare, almeno per il cuore. Poi per il resto il vostro maritto veneziano non ha fatto la stesa, ma quel soggetto o quella soggetta non è per voi. Siete fortunati perché avete visto questa stesa di sibille che vi mette in guardia, non andate oltre. Bene, cari amici, il vostro maritto veneziano ha finito qui la stesa molto veloce delle sibille interattive, quindi mazzetto numero 1 positivo, mazzetto numero 2 non male, matrimonio vantaggioso, mazzetto numero 3 cari amici scappate da questo o questa. Voi siete una persona fortunata perché avete visto la stesa che vi metteva in guardia, ma attenzione perché vedo falsità, donno untoso e nemica, insomma peggio di così non si poteva. Bene, cari amici, il vostro marietto ha finito qui questa stesa molto veloce delle sibille interattive, dove chiaramente questa stesa l'ho amplificata, l'ho messa su Facebook per chi voleva già scegliere in anticipo. Vi chiede adesso, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Gare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di iscrivervi al canale di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!